Papà, ci racconti una storia dell'orrore? Sì, dai, per favore, che tanto adesso è Halloween. C'era una volta un ragazzo di cui non si sapeva né il nome né da dove venisse. Aveva solo una grande paura: diventare astemio. Un giorno, mentre passeggiava fuori casa, qualcosa lo avvolse. Era il Caigo. Mamma mia, che paura! Disorientato, iniziò a cercare dei punti di riferimento che lo aiutassero a trovare la via di casa. Ma improvvisamente, in mezzo alla nebbia, gli apparve una scritta al neon con le parole "bar aperto". Sembrava un miraggio e con la gioia nel cuore ci entrò. Ma le sue gambe improvvisamente cedettero. La motivazione? I suoi occhi si posarono sulla lavagnetta. Bar alcol free. Spritz analcolico 24 euro. L'adrenalina gli diede la forza per rialzarsi e correre via veloce come una lepre. Ma appena fuori dal bar vide un cartello bianco con una scritta nera: Rovigo. No, basta, adesso basta, non voglio più sapere niente, basta, Troppo Ma no, dai, dovevo ancora arrivare alla parte in cui lui era in una chiesa e una cimice gli chiede cosa significasse Freskin.